Ok, va bene. Allora iniziamo. Buonasera a tutti, bentornati alla seconda serata del corso di formazione sul ruolo dei sindaci amministratori nell'ambito della sanità e del sociale. Questa sera io penso mi conosciate, sono Claudio Beltramello, coordino il gruppo sanità e sociale della PD, della segreteria della Regione Veneto. E insieme a me, ovviamente, con tutti gli altri membri del gruppo, poi ovviamente Alessandro Bisato e la segreteria e i consiglieri regionali, abbiamo deciso di organizzare questo ciclo di incontri. All'inizio erano nati come 2 incontri, poi su ragionamenti, stimoli, devo dire il principale stimolo è venuto proprio dal segretario, che ha detto: beh, però forse ci sarebbero più temi da approfondire, più ambiti di possibile così interesse e di conoscenza utile per gli amministratori e i sindaci, e quindi abbiamo poi elaborato il corso di formazione con tutte queste serate. Allora, questa sera il titolo è della serata: il ruolo dei sindaci nella programmazione, gestione e controllo dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, e collegato a questo i piani di zona. Quindi siamo proprio nel fulcro delle funzioni dal punto di vista legislativo, i compiti che la legge prevede che debbano avere i sindaci e ovviamente poi gli assessori, solitamente sanità e sociale, dal sindaco delegati per alcune funzioni su questi temi. Ne parleremo con Ubaldo Scardellato, che è stato direttore dei servizi sociali di 2 USL, prima Dolo Mirano, poi l'US di Treviso, e quindi ha una lunga esperienza nell'ambito del sociale e sociosanitario. Alessandro Bisato, il nostro segretario regionale, che questa sera è in veste di sindaco, e non solo di sindaco, ma di presidente della conferenza dei sindaci dell'USL Euganea. E poi abbiamo la nostra consigliera regionale Anna Maria Bigon, che è in quinta commissione sanità e sociale, e questa sera diciamo si porta con sé anche l'esperienza da sindaco, perché per 2 mandati è stato sindaco di un comune del Veronese. Quindi questi sono i 3 interventi preordinati. Per chi ha seguito anche la scorsa serata, sapete che poi ci sarà ampio spazio al dibattito, e quindi io lascio subito la parola al dottor Scardellato, che ringrazio, così come ringrazio ovviamente anche Alessandro Bisato e Anna Maria Bigon per diciamo condividere i contenuti di questa serata. Poi spazio alle domande, io seguo le cose nella chat e poi ovviamente apriremo anche i microfoni, insomma, in modo che ci sia anche dialogo. Perfetto. Ubaldo, a te la parola, io metto in muto. Bene. Allora, buonasera a tutti. Vi lancio subito un po' di cinema, che così vado anche meglio. Ditemi solo se lo vedete. devi mettere in modalità schermo. Eccolo qua, eccolo qua, Perfetto. eccolo qua. Ecco. Bene, bene. Ecco. Bisogna avere un po' di pazienza. Ok. Allora, tenterò in questa mia illustrazione di darvi una panoramica. Per alcuni versi potrà essere un po' anche, diciamo così, troppo didattica, per altri spero anche di stimolare qualche riflessione su un tema che per lungo tempo mi ha appassionato insieme a qualche amministratore locale illuminato.
Dico illuminato perché non sempre ho trovato una corresponsione di interessi, di intenti nel impadronirsi dei temi e dei compiti che riguardano i sindaci. Per cui spero in questa mia disamina di farvi un po' un riassunto della situazione per poi poter parlarne insieme, ma vederla come un presupposto di un ragionamento che abbia un proseguio nel tempo, cioè non la vedo come un incontro monotematico che poi inizia e finisce stasera, ma spero che questo vi possa stimolare a un ragionamento più ampio e a una partecipazione più consapevole del ruolo di amministratore comunale rispetto all'azienda US. In questa prima slide ho voluto mettere insieme, quello è un ingresso di un comune, al centro vedete una corsia ospedaliera e sulla vostra destra vedete quella che ho pensato, quella casa di comunità che adesso il PNR vorrebbe lanciare, cioè il territorio, quello che si prende cura delle nostre, dei nostri cittadini al di fuori dell'ospedale. È il modello Veneto, sapete che nel Veneto l'unione di ospedale e territorio sta in un'unica azienda, lasciando le due aziende ospedaliere di Padova e di Verona, ma concettualmente questo stare insieme è una caratteristica molto importante del modello Veneto che ha antiche origini e diverso per esempio dal modello lombardo. Allora, aziende sanitarie e comuni, le ho chiamate sanitarie in questa prima slide e poi le chiamerò sociosanitarie, come è giusto perché parleremo del Veneto, e se vi ricordate, chi ha i capelli più o meno bianchi come i miei, si ricorda che all'inizio la 833, una delle grandi, forse la più grande riforma strutturale del nostro paese, i comuni avevano un importante ruolo. Vi ricordate, erano organi di gestione dell'unità sanitaria locale con l'assemblea, il comitato di gestione con il suo presidente e il collegio dei revisori. Con la 502 e la 517 che abbiamo costituito le aziende, vi ricordate, era il periodo che poi cominciava l'idea di separare la politica, che spesso è considerata come un qualcosa di poco serio, dalla gestione, e sono state introdotte le aziende. In questa fase il ruolo dei comuni è notevolmente depotenziato. Per ritrovare una certa vitalità, pur nella separazione fra indirizzo e controllo e gestione, con la 229 del 99, vi ricordate, detta riforma Bindi, con la quale in qualche modo, e adesso vedremo anche come, seppur nel Veneto la tradizione era in qualche modo già consolidata, in qualche modo i comuni acquistano una nuova, diciamo così, coinvolgimento. Più che altro nei processi non gestionali, perché la gestione viene data in mano, virgolette, ai cosiddetti tecnici, ma in quel discorso di indirizzo e di controllo. Quali sono le norme di riferimento delle aziende sociosanitarie? Adesso le chiamo così perché tali sono, anche se il 229 prevederebbe una estensione del modello Veneto a tutta Italia. Vi ricordo che è il 229 che potenzia e introduce un distretto forte dove si ha l'integrazione. Il riferimento sono la legge regionale 56 del 94, molto prima. Poi la legge 11 del 2001 è il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali, 2001 è non 2 o 3 anni fa, e contenuti di questa legge regionale, lo vedremo, spesso
sono un po' rimasti nel dimenticatoio. Molto importante è la legge 19 del 2016, la costituzione dell'azienda zero in nuovi ambiti territoriali, che non è cosa indifferente rispetto al ruolo dei comuni nella loro ruolo. La legge regionale 48 del 2018, il piano sociosanitario regionale, e la delibera che vedete adesso, tralascio i numeri altrimenti vi annoio, però è importante che la modifica di pesatura dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione dei direttori generali, perché i comuni hanno anche questa funzione. Poi le linee nuove in linee guida di regolamento del funzionamento degli organismi di rappresentanza dopo la legge regionale 19, che è quella di riordino, e infine il regolamento della conferenza regionale permanente per la programmazione sociosanitaria. Ricordo questa perché penso che tanti di voi forse l'avranno sentita nominare, ma certamente non l'hanno vista negli ultimi anni molto attiva nel suo ruolo, che adesso vediamo. Allora, quali sono gli organi di rappresentanza dell'ente locale nei confronti del sistema sociosanitario? La conferenza regionale permanente. Sorrido con il termine permanente perché, diciamo così, da quando è stata costituita non l'ho vista particolarmente attiva né tantomeno permanente. La conferenza dei sindaci di azienda US, questa ovviamente conosciuta, e il comitato dei sindaci di distretto. Vediamo quali sono i compiti della conferenza regionale permanente. Prima è l'articolo 113 della legge 11 del 2001. La composizione. Dai presidenti delle conferenze di sindaci, una volta erano 21, adesso sono 9. Da 3 rappresentanti della sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, ANCI, da un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province del Veneto, anche se sono enti, diciamo così, che hanno perso un po' della loro vitalità, però esistono ancora, da un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità Montane ed Enti Montani, e partecipano a questa conferenza senza diritto di voto i presidenti dei comitati dei sindaci di distretto. Questa è la nuova composizione dopo la modifica dell'assetto organizzativo delle aziende nella regione, nella nostra regione. Che compiti ha questa conferenza? Esprimo un parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante. E già qui qualcuno dice, ma allora perché diavolo devo esprimere un parere relativo obbligatorio e poi non serve a niente? Io qua faccio un'affermazione di principio che spero condividiate, ma poi casomai ne parliamo, che già esprimere un parere che è preventivo e obbligatorio, secondo me ha un significato molto importante nella partecipazione. E questo, se venisse espresso dove è previsto in modo continuo e ripetuto, avrebbe magari un parere non vincolante, ma certamente un parere molto importante. Per cui spesso e volentieri, con il fatto che quante volte si è detto, beh, tanto i comuni non contano niente. Ecco, io su questo già da subito dico che non sono d'accordo, perché secondo me, se si applicassero quanto è previsto dalla normativa, i comuni comunque conterebbero. Allora, su cosa? Sulla proposta di piano sociosanitario regionale, parere preventivo obbligatorio. Sulle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l'alta integrazione,
sociosanitarie. Sulle schemi di disegno di legge e di regolamento in materia sanitaria, nonché delle proposte di legge regionale di natura programmatoria individuate dalla competente commissione consiliare. Anche qua dico, se la regione non pone la proposta di parere preventivo, perché la conferenza regionale non batte un colpo e dice: cara regione, tu per legge mi devi esprimere un parere preventivo obbligatorio e io lo voglio fare. Non mi risulta, tra le conferenze, quella dei sindaci e i comitati, credo che la conferenza regionale permanente è quella che ha dimostrato da questo punto di vista una bassa capacità di partecipazione. Poi si esprime sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo, ve lo risparmio, relativamente alle aziende ospedaliere per la revoca del direttore generale. C'è scritto così nel 502, forse qualcuno di voi lo sente per la prima volta, e in ogni altro caso in cui leggi regionali, ovvero regolamenti regionali, prevedano come obbligatorio il parere della conferenza. Insisto, si è fatta poco sentire questa conferenza, istituita dal 2001, composta da 21 sindaci quando erano 21 le aziende, ma ha battuto un colpo molto raramente, quasi mai. E ancora, in merito alla proposta di piano sociosanitario, vi ricordate, uno dei temi è questo, esprime in particolare un parere nei seguenti aspetti: gli standard qualitativi delle prestazioni sociali e sanitarie, i servizi essenziali da garantire alle persone, le pari opportunità di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza per tutte le persone residenti nel suo territorio, la definizione per i territori alpini e disagiati di parametri speciali necessari a compensare le condizioni di disagio oggettive, la determinazione delle risorse da impegnare per garantire quanto stabilito nella programmazione, la periodica azione di monitoraggio e di controllo sul raggiungimento degli obiettivi programmati, propone annualmente documenti di valutazione sullo stato dell'organizzazione della qualità dei servizi sanitari e sociali sulla base delle informazioni contenute nella relazione sanitaria regionale che la Giunta trasmette entro il 30 giugno. L'ultima è del 2019 per gli anni 2017-2018. Non ho mai visto, ma posso essere smentito, documenti che riguardano la conferenza permanente su questi temi. E credo che se la colpa c'è, è dei componenti della conferenza, perché, ripeto, non hanno battuto un colpo. Pronto a essere smentito e sarei contento di esserlo. Passiamo, quindi questa è la prima grande significativa struttura di rappresentanza che è definita da norme di legge, da delibere di giunta che ne regolamenta il funzionamento. Vi risparmio tutta una serie di procedure, come viene convocata, chi la convoca, la lasciamo perdere poi, casomai nel proseguio della nostra avventura di formazione, magari se volete ci ritorniamo più avanti. Conferenza dei sindaci delle aziende US. Quali sono le funzioni? Approva l'eventuale atto di indirizzo e coordinamento contenente le priorità strategiche in area sociale e sociosanitaria per raggiungere gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale. Approva il piano di zona e gli indirizzi degli atti di pianificazione e di programmazione se previsti dalla normativa. Provvede all'armonizzazione dei piani di zona dei distretti e all'invio della regione, perché vi ricordate, poi lo vedremo abbastanza rapidamente, i piani di zona sono distrettuali, però vengono in qualche modo
armonizzati in una visione più globale di un piano di zona di azienda US. Adotta eventuali provvedimenti in base ai quali l'azienda US assicura i livelli aggiuntivi di assistenza finanziata dei comuni, e qua vedremo poi delega. Esprime parere obbligatorio sul bilancio economico preventivo e sul bilancio di esercizio dell'azienda US, quindi parlo bilancio di parte sanitaria. Anche qua pronto a essere sbugiardato. Nella mia vita di direttore sociale non ho mai visto esprimere pareri. Sono obbligatori, non sono richiesti, nessuno li rivendica, perché leggere i bilanci non significa leggere solo cifre, ma significa anche capire cosa fa l'azienda e come si muove. E ancora, promuove con i comitati di distretti modalità e strumenti operativi per garantire l'integrazione e il raccordo delle attività in ambito aziendale. Mette in atto le azioni necessarie per garantire l'equilibrio territoriale, sia a livello finanziario, sottolineo finanziario, sia nell'organizzazione delle reti dei servizi, al fine di assicurare equità di accesso. Se vedete, i termini sono importanti e sono anche significativi. Promuove, con il supporto dell'azienda US, strategie, interventi e specifici accordi di programma volti alla promozione della salute e alla prevenzione in linea con gli indirizzi del piano sociosanitario regionale. Promuove e coordina in base a appositi indirizzi regionali, anche in attuazione dell'articolo 3-7 del 502, la stipula di intesi fra comuni, anche singolarmente, e azienda US per l'integrazione sociosanitaria. E ancora, collabora e promuove la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari e sociosanitari. Anche qua sarebbe uno strumento importante di presenza dei comuni nei confronti dei cittadini per stimolare anche la partecipazione dei cittadini nella valutazione. Esprime il parere sulla nomina del direttore della funzione territoriale. Forse voi non ve lo ricordate o magari la memoria è corta. Il direttore della funzione territoriale è colui che viene scelto tra i direttori di distretto ed è quel direttore che, diciamo così, ha il compito di un coordinamento complessivo dei distretti all'interno dell'azienda US. Chiaramente, se parliamo dell'azienda 4, che è un solo distretto, questa funzione ovviamente non è significativa. Se pensate all'azienda 2, che ne ha 3 di distretti, e per esempio all'azienda 2 o l'azienda 3, la nomina del direttore della funzione territoriale è importante. Anche qua esprime il parere. Allora uno dice il parere, che sia positivo o negativo, tanto fa lo stesso quello la nomina. Però se si comincia ad esprimere un parere negativo e magari lo si qualifica, lo si motiva, non è indifferente secondo me rispetto alla funzione che possono esprimere la conferenza. Altro importante funzione, esprime la valutazione sull'operato del direttore generale per la parte di competenza su qualità e efficacia dell'organizzazione di servizi sociali e sociosanitari nel territorio di competenza. È il 20% del 100%. L'altro è della quinta commissione e poi l'altro 20%, il 60% è della giunta. Allora anche qua è un compito relativamente recente, però da quello che io ho visto
quando si esprime una valutazione, si dovrebbero, in via preliminare, definire i criteri della valutazione. E sinceramente non ho visto un grande lavoro a riguardo. E spesso e volentieri, tante aziende hanno spesso e volentieri dato il massimo, magari qualcuno un punto, due in meno, ma i criteri predeterminati, perché credo che sia giusto, se uno viene valutato, dovrebbe sapere all'inizio dell'anno di valutazione quali sono i criteri che chi è deputato alla valutazione, cosa che la Giunta fa magari un po' in ritardo, ma la quinta commissione, anche quella mi pare ben poco, perlomeno dell'esperienza e i ricordi che io ho. In questa fase voglio sottolineare comunque l'importanza di questa funzione. Chiede alla Regione di revocare il direttore generale e di non disporne l'eventuale riconferma nei casi previsti dalla 502. Anche qua, come avete visto nella conferenza regionale che riguarda invece i direttori delle due aziende ospedaliere, c'è scritto nella norma, ma credo che o difficilmente applicabile, e poi non mi risulta, forse è un ricordo io antico, ma che poi non è stato assolutamente esaudito da mamma Regione. Esprime indirizzi al Presidente della Conferenza in ordine alla partecipazione alla conferenza permanente sociosanitaria regionale, quella che abbiamo visto prima, di cui il Presidente fa parte di diritto. Vedete, mano a mano che io vi dico queste cose, credo che sempre di più, spero di convincervi, che la funzione delle conferenze, poi lo vediamo anche nei comitati di sindaci di distretto, non sono funzioni puramente, diciamo così, teoriche o senza significato. Sono concrete e con significato dal mio punto di vista. Basta che vengano effettuate e richieste. Infine, esprime il parere richiesto nell'iter di approvazione delle leggi regionali in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale, e esprime attraverso l'esecutivo della conferenza il parere della nomina del direttore sociosanitario. Vedete qua la differenza? Mentre per il direttore della funzione territoriale è la conferenza che si esprime, per la nomina del direttore sociosanitario la si esprime attraverso l'esecutivo. Anche qua è un parere, però immaginatevi un direttore sociosanitario che viene nominato dal direttore generale con parere negativo della conferenza, dell'esecutivo della conferenza. Non è certamente un bel partire. Bene. Non volevo tediarvi con i compiti dell'esecutivo, però poi ci ho ripensato e me la cavo abbastanza rapidamente, perché credo che svolge alcuni ruoli importanti rispetto alla nuova organizzazione delle aziende. Svolge attività all'esecutivo, di proposta e impulso nei confronti della conferenza, ne istruisce gli atti, esamina gli atti degli organi dell'azienda e ogni altro atto informativo e relaziona alla conferenza, esprime parere sugli atti di pianificazione sociale, sociosanitaria del territorio predisposti dal DG secondo i termini di legge, riceve dai comitati dei sindaci di distretto gli atti di competenza degli stessi e li trasmette alla Regione se previsto. Esprime il DG il parere sulla nomina del direttore sociosanitario, come vi ho detto. E l'altra cosa che mi pare molto importante, fornisce gli indirizzi per armonizzare gli orientamenti e le decisioni assunte dai comitati dei sindaci di distretto o dai loro esecutivi allo scopo di garantire uniformità nell'accesso ai servizi sociali e sociosanitari del territorio da parte dei cittadini. Qual è il pericolo che si corre
nell'aggregazione avuto con la legge 19, che un'azienda unica abbia una difformità su valori fondamentali, tipo di accesso ai servizi. Allora, quando abbiamo detto che c'erano 21 aziende che spesso erano differenti fra di loro, che spesso avevano servizi che non erano, diciamo così, unitari, ecco, l'aggregazione dovrebbe, secondo chi l'ha pensata, permettere una maggiore omogeneizazione di differenze esistenti e l'esecutivo dovrebbe avere anche questo compito. Prima di affrontare il tema del Comitato dei Sindaci di Distretto, permettetemi di fare qualche piccola richiamo a nuove normative che si sono succedute col piano e con la legge 19, perché sono importanti da richiamare per capire poi il ruolo del Comitato dei Sindaci di Distretto. Allora, piano sociosanitario regionale 19-23. Sotto il profilo istituzionale, la governance territoriale e l'integrazione sociosanitaria si qualifica all'interno degli ambiti distrettuali per la loro partecipazione delle comunità locali a processi di pianificazione e di delega, cioè è l'ambito di intervento è il distretto. I processi di delega potranno essere estesi il più possibile alla totalità dei servizi sociali al fine di perseguire l'obiettivo di ricomposizione globale delle risorse, evitando in tal modo frammentazioni, sovrapposizioni e inefficienze. È un tema particolarmente dedicato. Il piano vuol stimolare le deleghe dei servizi sociali dai comuni alle aziende. E questo lo vedremo magari alla fine, anche magari nella discussione, potrebbe essere o un'opportunità o un aumento di problemi. Lo strumento primario di ricognizione dei bisogni per l'integrazione sociosanitaria e per la ricomposizione e l'ottimizzazione delle risorse provenienti dalle reti formali e informali e più in generale dal territorio rappresentato dal piano di zona di distretto. E quindi distretto per integrazione, il piano di zona come strumento di programmazione. Ricordo che i titolari del piano di zona sono i sindaci che lo approvano e viene recepito dal direttore generale, anche se poi deve avere un passaggio in regione per i timbri, cosa voluta fortemente dal precedente segretario direttore generale alla sanità e sociale della regione Veneto. Gli ambiti di intervento, quindi il piano di zona svolge una funzione fondamentale anche nel processo di accreditamento delle unità di offerta, perché è uno strumento di programmazione. Però cosa si dice? Certo, programmi in base alle necessità, ma c'è anche un problema di sostenibilità economica. Quindi non serve solo prevedere come bisogno, ma ci deve essere anche la copertura economica. Quindi l'inserimento di unità di offerta nel piano di zona non costituisce l'unico elemento in base al quale riconoscere l'accreditamento. Perché? Perché l'altro elemento è quello della sostenibilità economica. Ancora sul distretto vado abbastanza rapidamente, ma volevo richiamarvi queste cose. Le attività specialistiche è una funzione fondamentale governata dal distretto e spetta addirittura al direttore di distretto valutare il fabbisogno avvalendosi dell'azienda zero e definire attraverso quali erogatori soddisfare la domanda, proponendo lui stesso la stipula di accordi contrattuali. C'è scritto nel piano, c'è scritto che il ruolo del direttore di distretto è un ruolo importante. Fate conto, schematizzando, che
Se i distretti attuali sono le vecchie aziende, il direttore di distretto in qualche modo è un piccolo direttore generale. Guardate, il nuovo ruolo del distretto nel piano è stesura del piano della domiciliarietà. Vi lascio stare le parole centrali, però guardate, garantire l'assistenza H24 7 su 7, prevedendo un modello specifico di integrazione operativa tra tutti i soggetti preposti alla presa in carico. Mi viene in mente il PNR e le politiche che vogliamo fare sulla domiciliarietà. Garantire H24 7 su 7 è ancora, credo per tante parti del nostro territorio, un miraggio. E ancora, l'integrazione sociosanitaria e il concorso delle forme di sussidiarietà provenienti dal terzo settore. Il distretto, già come sottolineato, rappresenta il luogo dove in concreto prende forma l'integrazione delle attività e servizi sociali, sociosanitari e sanitari. E poi, dice anche la legge di piano, è importante che la figura del direttore di distretto venga in qualche modo caratterizzata rispetto alla funzione del direttore dei servizi sociosanitari. E come dire, vi ricordate, esiste anche il direttore della funzione ospedaliera che è distinto dalla funzione del direttore sanitario dell'azienda ULSS. Qui c'è tutta una storia antica tra il fatto che qualcuno voleva eliminare il direttore sociale in tempi più o meno antichi, poi voleva eliminare il direttore sociale della funzione territoriale, poi voleva eliminare anche il direttore sociosanitario. In questo caso la politica ha battuto un colpo e chi voleva eliminarlo se l'è dovuto ciucciare, però in questa sua capacità di armonizzare le cose, insomma, ha voluto potenziare di molto, io credo anche con qualche ragione da questo punto di vista, il direttore di distretto, proprio per le cose che vi dicevo prima. Allora, sempre la legge 19, quella di riordino. I bacini delle aziende ULSS esistenti anteriormente alla data in vigore della presente legge si configurano come distretti. Nelle aziende ULSS esistenti anteriormente alla data in vigore della presente legge, dove sono presenti più distretti, gli stessi vengono confermati e fanno riferimento a un unico comitato di sindaci. In questo caso si è detto, bene, rimangono i distretti, magari 2, però una volta c'erano 2 comitati di sindaci, adesso all'interno della stessa azienda diventa 1. Le funzioni di materia e servizi sociali ve la tralascio, se no vi distruggo. Cosa fa la legge 19? All'articolo 26, diciamo così, aumenta un po' il compito del comitato dei sindaci di distretto, richiama l'articolo 120 della legge 11 e poi dice: elabora e approva il bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del distretto, il piano di zona, il piano locale per non autosufficienza del distretto. Poi vi ricordate che l'esecutivo e la conferenza ne fa una visione unitaria. Esprime parere sulle schede di dotazione territoriale, sulla collocazione delle strutture intermedie e sull'attivazione delle medicine di gruppo integrate e collabora con l'azienda ULSS per la realizzazione delle medicine di gruppo integrate e anche qua aggiunge, anche mettendo a disposizione idonee strutture, ogni tanto i comuni possono servire. E vi dicevo prima, il direttore dei servizi sociali della funzione territoriale diventa direttore dei servizi sociosanitari. Il distretto sociosanitario perde il termine sociosanitario e assume la denominazione di distretto. Allora, spesso e volentieri le terminologie
nascondono dietro una certa visione politico-organizzativa, per cui non sempre i cambi di denominazioni sono solo di tipo semantico. Allora, ricapitolando, Comitato di Sindaci di Distretto formula al direttore di distretto il parere sulla proposta di programma delle attività territoriali. Adesso vedremo che modifiche di legge nazionale riguarda questo aspetto. Formula al direttore generale l'intesa sul programma delle attività territoriali, limitatamente alle attività sociosanitarie. Vi ricordo che il direttore generale dovrebbe fare il piano attuativo locale, il PAL, che non è altro che il piano strategico triennale dell'azienda, in cui la conferenza dovrebbe esprimersi. Ho qualche dubbio che qualcuno l'abbia fatto. Elabora e approva il bilancio di parte sociale, l'abbiamo visto prima, il piano locale per la non autosufficienza, esprime il parere sulle schede di dotazione territoriale, sulla collocazione delle strutture intermedie, sull'attivazione della medicina di gruppo integrata. Vi ricordo sempre le compatibilità economiche che abbiamo visto prima. Collabora con le aziende USI per le medicine di gruppo integrate. Cosa dice? C'è un'importante modifica legislativa nazionale con la legge 126, misure urgenti per il rilancio dell'economia, all'articolo 31 quater, che dice: all'articolo 3 quater del decreto legislativo 502, come è stato modificato nel 229 della cara amica e compagna, perché mi piace chiamarla così, quindi, che ha come titolo il distretto, al comma 3 in nero sono le edizioni vecchie, in rosso quelle modificate da questa norma di legge che non è ancora recepita dalla regione, e in questo caso la conferenza regionale potrebbe battere un colpo dei signori. Ubaldo, non ti sento più, non so se gli altri ti sentono. Prova a spegnere e accendere il microfono. Non mi senti? Adesso sì, pare. Claudio, non mi senti? Claudio? Adesso sei tornato. Vai. Può darsi che ci sia stato un problema. Dove mi avete perso? Ah, dall'inizio del punto A, del punto 3. Ah, buon, bene. Allora, Sì, distretto. Il 5 programma delle secondi. attività territoriali basato, vi dicevo, in nero sono quello che è stato confermato, in rosso è il cambiato. A. Prevede la localizzazione di servizi di cui l'articolo 3 quinquies. Prevede la localizzazione dei servizi di cui quindi viene cambiato in rosso, sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche della piena accessibilità ai dati del Servizio Sanitario Regionale, mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi oneri per la finanza pubblica, naturalmente. Il B rimane: determina le risorse per l'integrazione sociosanitaria di cui l'articolo 3 septies e le quote rispettivamente a carico delle unità sanitarie locali e dei comuni, tema di grandi discussioni, nonché la localizzazione dei presidi per i territori di competenza. C, e qua c'è la modifica, e diceva la vecchia legge, il 502 all'articolo 3 quater, è proposto sulla base delle risorse assegnate e previo parere del comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto e approvato dal direttore generale d'intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie, con il comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale. Come viene cambiata? E viene cambiata in modo molto significativo. È proposto sulla base delle risorse assegnate, questo naturalmente ritorna sempre, non possiamo fare i sogni,
dal comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto, ed è approvato dal direttore generale. Cioè in questo caso chi la fa, diciamo così, da yes man è il direttore generale, che è la stessa cosa che fa per il piano di zona. Cioè questo è una parte, ve lo voglio sottolineare, molto importante di questa modifica legislativa nazionale, che spero presto, altrimenti, cari Conferenza Unificata, cari sindaci, battete un colpo. Finisco con alcuni interrogativi. Gli amministratori comunali sono a conoscenza di queste tematiche? Le hanno applicate o rivendicate nei rapporti con l'azienda ULSS? Questi sono strumenti sufficienti per avere un ruolo significativo come organismi di indirizzo e controllo, perché non certamente come organismi di gestione. Sarebbe auspicabile una maggiore delega all'azienda ULSS in tema di servizi sociali? Vi ricordate il piano che spinge in questo senso? In alternativa, si potrebbe costituire un'azienda di servizi alla persona gestita direttamente dai comuni associati? È una mezza provocazione, ma credo che magari ci si può riflettere. Il piano regionale per il contrasto alla povertà e il suo inserimento nel piano di zona può essere un ulteriore elemento per rafforzare il ruolo di regia dei comuni? Ed infine, il nuovo assetto territoriale delle aziende ULSS favorisce o limita la partecipazione attiva dei comuni? Queste sono domande che mi sono venute in mente e che vi propongo perché potrebbero essere anche, al di là della prima che è un po' provocatoria, forse anche non tanto, potrebbe essere anche utile per la nostra discussione. Finisco. Ah no, qui ve le avevo fatte un po' più sexy. Per approfondire, se volete, c'è una dispensa al sito di questa associazione di promozione sociale che si chiama Verso, di cui qualcuno di noi, io, Franco Tognolo e qualcun altro, fanno parte, e abbiamo fatto tra il resto un opuscoletto che parla di questi temi, a cui viene aggiunta un addendum che abbiamo messo insieme in un unico file, i riferimenti legislativi e di delibere di giunta che riguardano questo tema, per cui avete sia una parte, diciamo così, filosofica di approfondimento, sia una parte di consultazione per quanto riguarda le indicazioni giuridiche e deliberative. Avrei finito, siete stati bravi e avete resistito abbastanza. Grazie Ubaldo. Allora direi che sei stato molto molto completo. So che ti eri posto il problema, l'hai anche condiviso con me, di non essere troppo didascalico, però credo che sia la funzione di questo corso, anche dare strumenti tecnici e purtroppo non è che sono simpatiche le leggi, i commi e le funzioni, per cui grazie di averla fatta in modo così completo e quindi credo che il valore aggiunto sia stato evidente. Io darei subito la parola quindi grazie, poi per le domande, insomma, ovviamente ci sei per eventuali approfondimenti dopo. Darei la parola subito ad Alessandro, quindi nella sua veste di sindaco presidente della conferenza dei sindaci, e anche magari Alessandro alcune provocazioni che Ubaldo ha fatto, magari su alcune cose puoi già dare il tuo punto di vista, insomma. Grazie Claudio, buonasera a tutti. Devo dire che sono anche un po' preoccupato, nel senso che ho proposto io questi incontri
ma dopo un intervento preliminare come quello di Ubaldo Scardellato è difficile, come dire, chi viene dopo, no? Guardate, parto con una battuta che sarà il filo di unione di tutti i ragionamenti che faccio, che è la famosa frase di Einaudi: conoscere per deliberare. Mai come su questi argomenti è fondamentale, come abbiamo capito dall'introduzione perfetta che ha fatto Ubaldo, quanto sia importante che gli amministratori locali conoscano appieno la materia che vanno ad affrontare. Io ho l'impressione, perché nella mia esperienza da amministratore, prima di assessore ai servizi sociali, poi da sindaco, che il rischio tante volte sia quello di avere un atteggiamento, passatemi il termine, paternalistico in ambito sociosanitario. Ossia, si occupi di quei temi la persona che in giunta risulta essere il più sensibile, che, come dire, si fa proprio dei problemi della comunità, un po' relegato ai margini permettetemi, dell'attività amministrativa. È come dire un'affermazione forte quella che vado a fare, ma penso in parte di toccare punti di realtà, ossia nel corso di un anno i sindaci e gli assessori si occupano dei temi in delega, le 5 funzioni fondamentali date in delega alle ULSS, che ricordo sono la disabilità, gli anziani, la salute mentale, le tossicodipendenze, minori, infanzia, adolescenza. Quando è il momento, se lo fanno, perché non è nemmeno detto che tutte le vecchie ULSS e le recenti ULSS, adesso sì, ma prima ho notizie che qualcuno manco lo faceva, approvassero il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di parte socio-sanitaria, e in poche altre occasioni. Invece, come abbiamo sentito da Ubaldo, di lì passa la vita, parte significativa della vita delle nostre comunità, sia in ambito socio-sanitario che sanitario. Allora, il primo discrimine forte che ho imparato in questi anni è che gli amministratori si devono rendere conto che in ambito socio-sanitario, deleghe attribuite all'ULSS possono decidere veramente in totale completezza loro stessi. Il rischio tante volte invece è di diventare non solo meri esecutori, ma enti che ratificano decisioni assunte dall'ULSS. L'integrazione sociosanitaria a livello veneto è fondamentale, ne abbiamo avuto tutti i pregi in questo anno e mezzo, ma la mia esperienza mi porta a dire che proprio perché l'ULSS è un ente strumentale della regione, che principalmente e precipuamente si occupa della parte sanitaria e poi in delega gestisce anche la parte sociosanitaria, gli amministratori rischiano di avere informazioni filtrate sull'andamento di queste due funzioni, che vanno chiaramente a cavallo una dell'altra. Io vengo così entro un po' nello specifico anche dell'attività che sto svolgendo da qualche anno a questa parte, prima come presidente del comitato, quello che era l'ex ULSS 16, le 3 ULSS che hanno composto la 6 padovana, e negli ultimi mesi, sulla base di un regolamento interno che ha determinato che i 3 presidenti di comitato a giro una volta all'anno diventino anche presidenti di conferenza, mi sto occupando anche di questo ruolo di presidente di conferenza. Oggi pomeriggio abbiamo avuto una riunione, abbiamo parlato di salute mentale e di quanto stabiliscano i LEA, i livelli essenziali di assistenza nazionali, sulle quote di rilievo sanitario e di rilievo sociale, che poi a cascata significano quanto eventualmente integra il comune qualora l'utente, se inserito in un appartamento di sgancio perché ha bisogno di essere seguito
o in una comunità terapeutica debba pagare per la parte sociale di integrazione. Se non ce la fa lui, va ai servizi sociali del comune, che a questo punto lo supportano, surrogano la quota. Ecco, ho visto che anche la discussione, secondo me, di un buon livello che siamo riusciti a raggiungere nella nostra ULSS è la conseguenza diretta di un lavoro fatto negli ultimi anni, senza meriti ma tutti assieme, di progressiva conoscenza dei temi. Altrimenti, nelle prime occasioni, il rischio era semplicemente di fare quello che vi ho detto poc'anzi. Determinarsi una volta all'anno se la quota capitaria richiesta al comune, cioè quelle deleghe che vengono date all'ULSS, chiaramente devono essere valorizzate con risorse dell'ente date in delega, cioè girate all'ULSS perché li impieghi sulle 5 funzioni che vi ho detto prima. Se il compito degli amministratori, al di là della loro appartenenza, si limita a stabilire se ci sia o meno un semplice aumento della quota capitaria, vuol dire limitarsi a svolgere il 5% delle funzioni che sono attribuite per legge e che benissimo Ubaldo ha delineato. Quindi, prima di tutto, prendere assoluta coscienza che l'approvazione del bilancio di previsione e poi anche del bilancio consuntivo, perlomeno per quanto riguarda l'ambito socio-sanitario, è una funzione pienamente nelle mani degli amministratori locali e che deve essere esercitata in tutta la sua pienezza e non solo stabilendo quest'anno devo mettere 2 euro in più o mezzo euro in meno. Questo è il primo elemento, scusate, che raccolgo dall'esperienza di questi anni. Se esercitata bene, lì passa un pezzo dei servizi che vengono offerti ai propri cittadini. Perché? Tanto per essere chiari, diretti, ma per non dormirci sopra sui temi, in ambito di integrazione alle persone con disabilità, si stabilisce per i ragazzi che frequentano dalle scuole elementari alle scuole superiori quanta debbano essere le ore determinate dal piano per gli operatori sociosanitari, cosiddetti OS, che integrano dentro le scuole il lavoro degli insegnanti di sostegno. Stabilire che la quota media per assistito sia di 15 ore alla settimana o di 8 ore alla settimana significa concretamente stabilire che un ragazzo disabile sia più o meno seguito nella fase di integrazione nelle ore scolastiche. E questo è un esempio. Oppure stabilire e chiudere accordi con gli enti di promozione sociale del terzo settore e del privato sociale che si occupano dei ragazzi disabili nelle comunità alloggio, significa dare più o meno servizi di qualità. Quindi capite che approvando il bilancio e determinando di anno in anno quante risorse allocare, si decidono le sorti della nostra, in parte, della nostra popolazione. Siccome è un argomento molto significativo che ha varie volte toccato Ubaldo, è quello della effettività del servizio offerto dalla conferenza permanente dei presidenti di conferenza, mi sento di dire che in questo momento quell'organismo non esiste. Non esiste. L'ho chiesto con forza che venga convocato, ma è stato sempre e comunque disattesa questa mia richiesta una o due volte fatto anche per iscritto. Ma ha ragione Ubaldo quando dice che in alcuni ambiti è la regione stessa, per non incorrere in vizi di forma e non vedersi qualche ricorso a piedi lista, che ha promosso intensamente, subito dopo l'applicazione dell'ultima legge regionale che ha unificato le ULSS, si è imposta con il direttore generale che tutti innominato, come lo chiamerei io in questo momento, quello precedente all'attuale, si è imposta di convocare
pur non essendo come dire, nel pieno delle sue funzioni, perché eravamo ancora nella fase in cui c'erano i presidenti di conferenza e i presidenti di comitato, alcuni non avevano ancora costituito la presidenza di conferenza, si è imposto di convocare a Montecchio Precalcino per 10 volte in 2 mesi quell'organismo, anche se di fatto non era costituito. Perché? Perché in quel momento si andava a determinare con decisione regionale, su cui ha lavorato moltissimo il nostro compianto Claudio Sinigaglia, quali fossero le apicalità da assegnare ai vari ambiti distrettuali delle 5 deleghe di cui sopra, ossia quanti dovevano essere i direttori di unità complessa o semplice. Anche qua mi rendo conto che divento estremamente tecnico, ma l'argomento non può esimerci da farlo, cioè i primari di questi ambiti o i vice primari. Adesso so che non per i puristi del sistema sto dicendo delle cose un po' azzardate, ma è per farci capire. Ecco, siccome era scritto che questa norma doveva avere il parere preventivo obbligatorio ma non vincolante della conferenza permanente, il direttore Mantoan ci ha convocato 10 volte in 2 mesi. Poi il nulla pneumatico. In questo momento, a mia coscienza, a mio giudizio, a quello che so io, dei 9 presidenti di conferenza, l'unico che non sia allineato e coperto è il sottoscritto, ma senza meriti. Avete capito che è un turnover di anno in anno dentro la nostra OLS 6, che ha 3 presidenti di comitato. Quindi, visto che è presente anche il consigliere regionale Anna Maria Bigon, io chiederei che nelle prossime settimane venga fatta un'interrogazione per chiedere conto di quando si costituisca formalmente la conferenza permanente dei presidenti di conferenza. Questo è un primo, visto che Claudio, che ringrazio, Beltramello, diceva, fa anche qualche, come dire, sottolineatura più politica. Questa è la prima che mi sento di fare. Poi, dei tanti aspetti che ha toccato Ubaldo scardellato, mi sento di provare ad entrare dentro su uno degli altri significativi compiti che hanno i comitati, le conferenze in termini di armonizzazione, che è il piano di zona. Noi siamo reduci da un piano di zona straordinario, che oltre alle 5 funzioni di cui vi dicevo prima, per indicare le unità d'offerta sulla base delle richieste formulate o dai comuni o dal privato sociale o dal privato privato, per intenderci ad esempio in ambito degli anziani, argomento molto sensibile, molto caldo e molto come dire, incidente sugli interessi, sui veri e propri interessi non solo della comunità ma anche economico-sociali. In quel caso il piano di zona determina quali sono le unità di offerta per realizzare nuove residenze sanitarie assistenziali, e l'inserimento o meno nel piano di zona determina la possibilità non solo di realizzare, non solo di avere l'autorizzazione al funzionamento, ma soprattutto di essere accreditati, e con l'accreditamento si ottengono le risorse giorno per gli inserimenti nelle case di riposo per la quota sanitaria da parte della regione. Ecco, il piano di zona anche in questo caso deve diventare dominio degli amministratori e soprattutto deve coordinarsi a livello territoriale con i portatori di interesse. Il più delle volte invece anche in quel caso è una semplice ratifica di tutte le istanze arrivate all'ULSS. E così faccio una provocazione rispetto alle ultime 4-5 linee di indirizzo che aveva dato Ubaldo. È meglio andare a un'integrazione definitiva, totale, anche
dei servizi sociali tout court dei comuni rispetto all'ambito sociosanitario delle ULSS? Resto perplesso su questa possibilità, perché a maggior ragione significherebbe delegare in tutto e per tutto la gestione del proprio territorio in ambito non solo sanitario, non solo sociosanitario per delega, ma anche sociale, e nelle condizioni attuali vorrebbe dire perdere maggiormente rispetto a quanto già in parte avvenga il controllo di quello che succede nel proprio territorio. Questo però non significa che serva invece una progressiva integrazione tra i territori. E allora le fondazioni di comunità, come dire, gli strumenti che sono previsti in nuce dentro il PNRR, quindi le case di comunità, che dovrebbero tenere al proprio interno sia una funzione in parte sanitaria con la medicina di gruppo integrata, mai del tutto partita nelle nostre realtà territoriali, la parte più sociosanitaria per le funzioni in delega e anche e soprattutto la parte sociale, di segretariato sociale, quindi di interfaccia tra i cittadini, i loro bisogni e le funzioni offerte dal pubblico, è non essenziale, dovuta, però serve secondo me, in prospettiva, serve un organo che sia in staff, cioè legato all'ULSS, ma del tutto indipendente. Cioè, la cosa che a me dà sempre da pensare, al di là di chi lo interpreta fisicamente, io posso riconoscere di avere trovato funzionari, direttori di tutto rilievo, riguardo, e che hanno una sensibilità nei confronti del territorio, ma rimane sostanzialmente un ruolo che è da ente strumentale della regione, e che, essendo legato a filo doppio in ambito sanitario con la regione stessa, non riesce poi a scindere la funzione stessa in ambito sociosanitario. È qua che sta il vulnus del sistema. Cioè, i sindaci devono, è vero, conoscere per deliberare, ma devono anche essere messi nella funzione di poter deliberare e non solo ratificare. Quindi è un combinato disposto tra diventare protagonisti del ruolo, esercitare appieno le funzioni, e poi mi permetterò un'ultima sottolineatura, forse sto andando lungo, rispetto al voto, al 20% di voto da assegnare al direttore generale, ma altrettanto devono avere un organo che lavori per gli atti di indirizzo degli amministratori stessi, che non sia contiguo alla funzione dirigenziale dell'ente strumentale nominato dalla regione. Spero di essere stato chiaro. È in questo ambito che io ho visto che, ad esempio, di anno in anno, il dover determinare il 20% del giudizio, che poi in parte significa anche corresponsione di una tantum aggiuntiva come dire, all'indennità del direttore generale, ha prodotto nel primo secondo anno come dire, una discussione tutta basata sulla disponibilità al colloquio, al collegamento, al rispondere alle esigenze magari anche le più minute, per poi invece progressivamente arrivare a una scelta di oggettivizzare questo giudizio, che altrimenti diventava improponibile, perché andava a caratterizzarsi solo sul carattere, solo sull'emotività, solo su elementi di questo tipo della direzione generale, e invece legarla progressivamente a risultati preordinati diventa qualcosa su cui stiamo lavorando, ad esempio nella nostra ULSS, ma non siamo ancora riusciti ad arrivare a mettere in fila 3 o 4 elementi
che a posteriori ci permettano di esprimere un giudizio più possibile oggettivo e meno possibile discrezionale, non tanto perché la discrezionalità non sia dovuta, quanto perché non può basarsi solo sul sentiment degli ultimi 15-20 giorni di rapporti intercorsi tra la persona che interpreta il ruolo e il comitato stesso. Allora, in questo mio discorrere, certamente meno incisivo di quanto abbia fatto Ubaldo Scardellato, permettetemi un'ultima battuta. Ogni qualvolta si determinano nuovi ruoli dentro il comitato dei sindaci, dovrebbe esserci un intervento come quello di stasera di Ubaldo per spiegare gli elementi, la cornice entro la quale lavorare. C'è molto da fare, tanto dipende dalla volontà anche di star dentro i temi. Sono temi molto appassionanti, molto tecnici, che però determinano fortemente la scelta del vissuto delle nostre popolazioni, al di là di quello che possiamo genericamente pensare. Grazie ancora, disponibile eventualmente poi ad intervenire se ci fossero le domande, ma penso che su questo Ubaldo sia il più adatto a rispondere. Grazie. Grazie mille Alessandro. No, in realtà insomma vi siete coordinati perfettamente, perché proprio si voleva dare la parte diciamo più legislativa e di regole del gioco, e poi chi la partita come te la sta vivendo, insomma l'ha vissuta negli ultimi anni, la sta vivendo tuttora, e quindi direi che i due interventi sono assolutamente complementari, entrambi molto molto utili. Ci sono alcune domande che però meritano secondo me poi un intervento un po' a ruota vostro, per cui le lascerei lì per poi quando apriamo il dibattito. Allora darei la parola ad Anna Maria Bigon, che è stato ricordato in questo momento è consigliere regionale, consigliera regionale, nonché membro, questo non si può mettere al femminile, della Commissione Sanità e Sociale, e è stata anche sindaco per 2 mandati. Quindi Anna Maria, quello che ti chiediamo è di, dalla tua visione, prima come sindaco che ti porti dietro e adesso in regione, quindi dare dei consigli tecnico-pratici e anche di possibili connessioni con un'azione politica più alta. Già Alessandro ti ha lanciato una proposta, però sono sicuro che ne troverai molte altre, e quindi di farci un po' da connettore. Abbiamo, non l'ho ricordato questa sera in apertura, ma abbiamo specificamente voluto che, e li ringraziamo anche per la disponibilità che hanno dato, che ad ogni serata del nostro corso di formazione fossero presenti le nostre consigliere, appunto prese in 5ª commissione, a parte l'ultima serata in cui c'è il capogruppo Possamai, proprio per avere questa connessione anche con l'ambito regionale, perché vogliamo contribuire anche ad avvicinare il territorio con il sistema poi, quindi comuni, provincia, un po' un intermezzo che non si è ancora capito come evolve, ma insomma sicuramente la regione c'è e i nostri consiglieri in regione ci sono. Quindi a te la parola, Anna Maria, hai l'arduo compito di utilizzare non tanto tempo per lasciare spazio al dibattito, ma so che ti piace la sintesi, quindi prego. Grazie Claudio, grazie a tutti. Beh, sarà difficile parlare dopo Ubaldo, da Alessandro pensa al mio intervento, quanto sarà difficile. Comunque, grazie mille. Allora, molto semplicemente, diceva giustamente Alessandro, conoscere per deliberare, ha citato questa frase, però giustamente poi aggiungeva che se non abbiamo gli strumenti difficilmente possiamo incidere, e quindi parto dall'amministratore locale. Noi abbiamo il sindaco, che ha una funzione evidentemente di autorità sanitaria locale, con la possibilità di emanare ordinanze e anche altri interventi, come magari tutti sappiamo il trattamento sanitario obbligatorio, eccetera. Una funzione limitata ma molto importante per il proprio territorio. Come si diceva prima nell'intervento, dove è stato spiegato benissimo, abbiamo la
conferenza permanente dei presidenti della conferenza di sindaci, che effettivamente non funziona, e sarà nostra cura ovviamente depositare un'interrogazione delle motivazioni per le quali questo non funziona, ed è molto importante. Abbiamo la conferenza e comitato, la conferenza dei sindaci, dove tutti partecipano e dove spesso io sento dire tanto il parere è solo consultivo, sicuramente pur essendo obbligatorio non porta a beneficio per quanto riguarda l'incidenza che il territorio, quindi il rappresentante dell'amministrazione, può avere, ma in realtà, come diceva anche prima Alessandro, l'importanza del piano di zona che viene discusso all'interno di questa conferenza, del comitato, è fondamentale. Perché è fondamentale il piano di zona? Perché tutto l'aspetto sociale passa da lì. Quindi l'amministratore locale si vede passare dal piano di zona tutto quello che riguarda la famiglia, l'infanzia e il minore, tutto quello che riguarda le persone anziane, le persone con disabilità, le dipendenze, la salute mentale, la povertà, la sua inclusione. Quindi tutti gli argomenti che riguardano il sociale passano dal piano di zona. Tutte le deleghe, come dicevamo prima, sono date all'USL. Spesso però l'amministratore, io ho fatto il sindaco 10 anni, poi ho fatto il vice sindaco, ho fatto l'assessore, per cui per tanti anni ho anche amministrato un ente locale, ci troviamo a discutere sull'aspetto economico. Perché? Perché di fatto il comune ha un altro problema, che è la mancanza spesso di risorse. Perché la disabilità incide, le comunità alloggio, tanti servizi ovviamente incidono sui costi, le entrate sappiamo che spesso sono ridotte, per cui ci si trova a discutere sulla quota che ogni comune deve pagare. Ma all'interno di questa quota la fondamentale importanza dei servizi è la tutela del nostro territorio, dei nostri cittadini, per cui se noi all'interno della conferenza non discutiamo solo ed esclusivamente di quello che è l'aspetto economico, ma soprattutto quello che deve essere il servizio, io credo che, e sono convinta, che il sindaco e l'amministratore possa e debba assolutamente incidere. È vero che tante volte però non arriva l'obiettivo. Perché? Io vi porto un esempio molto semplice. Guardate, noi nella zona del Villafranchese di Verona, dove io appunto ero sindaco di Povegliano Veronese, avevamo un problema di ospedali. Avevamo deciso come conferenza all'unanimità la zona dove costruire un ospedale, depotenziando e quindi chiudendo completamente o comunque trasformandoli in altri servizi gli attuali 2 ospedali, all'unanimità, scegliendo anche la zona. Ma è successo, tutti i sindaci della conferenza, sta di fatto che la regione non l'ha mica presa in considerazione. Non l'ha presa in considerazione, ci troviamo a distanza di 15 anni ad avere 2 ospedali pubblici, per cui io lotto tutti i giorni per i servizi, perché sono quasi completamente depotenziati, con ovviamente un favore diretto a quello che è la sanità privata. Allora, da una parte in conferenza dei sindaci, io credo, all'epoca c'ero, abbiamo fatto il nostro dovere. Quello che poteva essere nella nostra piccola zona, veramente avere un ospedale con tutte le diagnostiche, con tutti i criteri di un ospedale molto importante. E qui mi riallaccio molto semplicemente, solo come riferimento, al piano sociosanitario regionale, dove mentre il primo, quello penultimo, del 2012, si fondava soprattutto su le 2S, quindi servizio sociosanitario, il secondo va più su un depotenziamento del pubblico a favore del privato. Parliamo spesso di sanità e sociale, dove l'aspetto sanitario sappiamo perfettamente che è in carico la regione, l'aspetto sociosanitario però comunque, pur con pareri
obbligatori ma consultivi di fatto che non incidono, passa anche da parte dell'amministratore locale alla visione anche del sindaco e dell'amministratore. Allora, se l'amministratore battaglia all'interno di questi organi, pur consuntivi, pur non direttamente incidenti su decisioni sociosanitarie, io credo che il suo dovere lo porta a termine, nel senso che se si fa una battaglia, ad esempio, per un servizio pubblico, questo arriva quantomeno come parere, e lo diceva prima Baldo, alla Regione, perché vedere pareri negativi su determinate richieste, su determinate istanze, su determinati comportamenti del direttore, perché le battaglie come sindaco, io credo che Alessandro altrettanto possa confermare, con il direttore generale ne fate tantissime, anche per quanto riguarda gli accreditamenti, perché se è vero che dobbiamo passare, ad esempio, per il piano di zona, per chiedere l'accreditamento e l'autorizzazione all'istituzione di un servizio, quale all'epoca mia era un centro diurno per anziani, io la battaglia l'ho fatta anche col direttore, che a un certo punto ha levato completamente quelli che erano i posti letto accreditati dal piano di zona. Quindi sì, li ha rimessi evidentemente, nel senso che ci mancherebbe altro, vero? Le battaglie le abbiamo fatte, abbiamo fatto quello che... perché il sindaco ha la possibilità di farlo. Allora, le battaglie non vanno fatte solo per l'aspetto economico, importantissimo, e dopo ne parleremo, ma vanno fatte soprattutto per quelli che sono gli obiettivi, che la tutela del territorio, a mio parere, e credo a parere del Partito Democratico, è sicuramente quello della sanità pubblica. E i servizi sociali sono, soprattutto i riabilitativi, sono quasi completamente in mano al privato. E sappiamo perfettamente che spesso è per una questione di costi, che poi non sono mai inferiori a quelli che potrebbero essere quelli pubblici, se gestiti in un determinato modo e diretti correttamente da parte della regione, che comunque rimane quantomeno l'ente che gestisce direttamente. Perché? Perché dall'altra parte la regione cosa fa? La regione, c'è la commissione quinta dove comunque vengono discusse le delibere, non tutte, evidentemente perché alcune sono di competenza esclusivamente della giunta, e anche per quanto riguarda i direttori generali, noi abbiamo discusso in commissione quelli che erano le valutazioni dei direttori generali. Noi abbiamo i 20 punteggi come 20 punti di anno di conferenze, 60 la giunta. Ma al di là di questo, e se non sbaglio dovrebbero essere queste le percentuali, ma al di là di questo, in ogni caso tenete presente che spesso i punteggi che arrivano non sono così bassi e noi li abbiamo valutati e l'incidenza che abbiamo messo soprattutto nelle liste d'attesa, perché abbiamo i cittadini che sono cittadini dei nostri comuni che non riescono a fare una visita, che non riescono. La battaglia che ho fatto all'interno di questo punteggio del direttore, dove c'era l'organigramma con tutte le competenze e in base a questo assegnare ovviamente un punteggio, io ho chiesto assolutamente che ci siano le liste d'attesa, ma poi il problema è anche un altro, che le liste d'attesa sono diverse da quelle che noi sappiamo, perché un sindaco sa perfettamente, o un assessore al sociale, sa perfettamente che il proprio cittadino anziano, problematico, con delle malattie croniche, non riesce a prenotare una visita che ha prescritto il medico, perché lo sa, soprattutto se sono paesi medio-piccoli come i nostri nel Veneto, lo sa perfettamente qual è la situazione del proprio territorio. Dall'altra parte però noi in regione non abbiamo quei numeri lì. Perché? Perché le liste d'attesa spesso non vengono neanche prese in considerazione, è il nominativo di chi chiama, per cui abbiamo delle liste d'attesa che spesso sono piccole rispetto a quelle che sono la realtà territoriale, di gran lunga inferiori. L'anno scorso la segnalazione che ci è stata detta era di circa 3.000 in tutto il Veneto di segnalazione sui ritardi. Perdonatemi, io penso che 3.000 ci sia solo in un comprensorio, ma anche piccolo, non è il Veneto. Quindi le battaglie che noi dobbiamo fare è di far capire anche alla Regione, io lo faccio per quanto di nostra competenza,
ma anche le autorità locali devono farlo all'interno della conferenza, del comitato, degli organi che hanno preposti, perché queste sono comunque rappresentanze delle esigenze dei propri cittadini, così come la povertà. Se noi facciamo, come ho richiesto ai miei amministratori, dei servizi, l'invecchiamento attivo è stato un bando messo a disposizione dalla Regione con dei finanziamenti dati direttamente agli amministratori per fare dei servizi di invecchiamento attivo. Ottimo come bando, ma le risorse sono poche. Allora le esigenze devono comunque emergere da qualcuno e devono emergere non solo sulla base di quelli che sono gli aspetti economici, pur importantissimi, ripeto, lo ribadisco e lo ribadirò sempre, perché so cosa vuol dire. Dall'altra parte però segnalare quelle che sono le necessità e questi sono gli organi importanti. Sono gli organi importanti e dobbiamo ogni volta farlo presente. La disabilità, la salute mentale. Noi abbiamo depositato una mozione proprio in questi giorni, l'ho messo adesso nel gruppo e credetemi, non l'abbiamo elaborata in 2 giorni. È servito un po' di tempo, ma è completamente sguarnita la Regione Veneto di servizi, depotenziati di servizi minimi. Noi spendiamo circa la metà di quello che è il minimo necessario. E io credo che qualsiasi amministratore locale abbia avuto dei problemi con i propri cittadini, alcuni cittadini, relativamente alla salute mentale che sta aumentando nei casi, sta aumentando tantissimo. Quindi anche questi aspetti all'interno di certi organi comunque devono essere rilevati, perché tante volte si discute su quelle che sono le esigenze tecniche e tra l'altro in continuità, perché noi portiamo i servizi, andiamo in conferenza, sappiamo quali sono, no, delegati e quindi cerchiamo una riconferma di questi, a volte una riduzione per quanto riguarda le ore, ad esempio parlo dell'assistenza domiciliare integrata. L'assistenza domiciliare è fondamentale, però sappiamo perfettamente a volte che costa parecchio in incidenza, per cui noi abbiamo una media di ore molto inferiore rispetto a quelle che usano nelle altre regioni. Noi abbiamo una media di 6 ore, quando in realtà 6 ore a settimana, quando in realtà nelle altre regioni ne abbiamo molte di più. Di assistenza domiciliare, se noi vogliamo tenere a casa, come lo dice il piano di zona, più possibile a domicilio, l'anziano, il disabile, evitando di metterlo in struttura, noi dobbiamo battagliare per questi servizi. E l'aspetto economico è fondamentale. E adesso arriviamo all'aspetto economico. Se la regione finanzia la metà di quello dovuto per quanto riguarda la salute mentale, altrettanto lo fa per gli altri servizi? Abbiamo fatto battaglia nel bilancio per aumentare, ad esempio, quello che dicevo prima, l'invecchiamento attivo, ma deve ancora, quantomeno, mettere a bilancio le risorse per questo tipo di bando, come per tanti altri. Quindi ecco, io credo che la nostra voce è fondamentale, è fondamentale. Io ho visto battaglie in certe zone che hanno avuto un effetto non positivo di più, prima di tutto per accrescere quella che è la nostra opinione e questa cultura anche generale di una cura della persona, perché noi stiamo passando da una cura della persona, una presa in carico, ad una prestazione. E la prestazione è pericolosa perché non vede la persona nella base, nelle sue necessità complessive. Per cui ecco, io mi fermo qua, non volevo essere ripetitiva rispetto agli altri e poi sono a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie. Grazie mille Anna Maria. Quindi diciamo che hai completato il quadro e quindi molto interessante e utile anche la tua disamina, la tua prospettiva. Io aprirei immediatamente il dibattito. Alcune domande sono state scritte, allora io le lancio e poi decidete. Se siete d'accordo ne raccogliamo anche altre e poi facciamo un primo giro di risposte. Chiedo a chi, vedo alcune mani alzate, e a chiunque voglia intervenire di cercare di essere molto dritto al punto. Se ci sono commenti ovviamente benvenuti, però poi la domanda dritta al punto. Allora, leggo la prima. I comitati e le conferenze dei sindaci, esponenti politici, si confrontano con i tecnici
il direttore generale, esecutore del direttore generale, esecutore degli ordini superiori e dei suoi funzionari. I sindaci, perché non si avvalgono del supporto di loro tecnici di fiducia? E altrimenti tocca prendere per buono quello che gli viene dall'alto e alle volte neanche hanno la documentazione. Quindi di, come dire, avere dei tecnici evidentemente pagati, immagino, magari dai comuni in rete, però che abbiano conoscenza tecnica, che mettano a disposizione. Quindi questa è la domanda di Gabriele Petrolito, che tra l'altro è assessore al sociale del comune di Mira. Forse è un problema di computo dei costi? Ecco, questa è una domanda che forse era legata a un passaggio che quindi se poi vuoi intervenire, Arianna, perché si è perso quando era questo tuo intervento. Un commento sempre di Gabriele: nella nostra esperienza la maggioranza dei sindaci non hanno interesse di avvalersi di loro consulenti, perché poi comporterebbe dissentire e non approvare alcune decisioni dell'USL, e invece, come dire, si sentono più a loro agio di non conoscere quello che approvano e dire sì e via. Arianna fa altre domande, però erano legate a un momento della conferenza, per cui non so più ricollocarle. Arianna, ripeto, se hai bisogno poi prendi la parola. E direi, vediamo se c'è qualcos'altro. Ok, Arianna, vedo che hai fatto diversi interventi, se poi vuoi prendere la parola, volentieri. Allora, ho visto per primo Silvio Tessari, quindi ti attiva l'audio e prego Silvio. Buonasera a tutti. Come al solito, anche stasera si è parlato delle liste d'attesa e dei problemi legati ai servizi. Cioè, dobbiamo metterci d'accordo bene, perché il problema delle liste d'attesa è legato anche alla carenza di specialisti, e questo non è un problema solo regionale, è prevalentemente un problema nazionale, perché anche i nostri, io all'interno del PD ci sono da tantissimi anni e ho cercato di intervenire, ma è un problema che non viene capito o non si vuole capire. Anche l'anno scorso sono stati ampliati i posti nelle specialità, sono stati portati a 10.000, ma le domande erano 20.000. Quindi non è che ci sia una carenza di medici, c'è una carenza di posti di specialità. E se non ne andiamo fuori da questo, non riusciremo a dare delle proposte e dei risultati ai nostri cittadini. Anche il PD a livello nazionale deve rendersi conto di tutto questo, altrimenti io penso molto amaramente che anche i nostri a livello nazionale o non capiscono niente o fanno il gioco dei privati. Noi abbiamo visto in questo periodo in cui tutte le visite specialistiche con la storia del lockdown sono state bloccate negli ospedali. Chi aveva bisogno ha dovuto rivolgersi al privato. Cioè, per il privato i soldi ci sono sempre. Non ci sono soldi per il pubblico, però si fanno le convenzioni con il privato. Cioè, dobbiamo porcelo francamente questo problema, che è un problema vecchio e che anche a livello nazionale non riescono ad affrontare né a risolvere. E stamattina parlavo con dei miei colleghi, io sono un medico, e dicevano: ma come fanno a partire le sale operatorie se non ci sono anestesisti? Cioè bisogna tornare come 30 anni fa, in cui ci si specializzava negli ospedali, capito? Perché solo così potremmo far fronte ai problemi della nostra popolazione, altrimenti non se ne va fuori, e tutti i giovani non hanno tanta voglia di sacrificarsi, preferiscono andare negli ambulatori dove guadagnano il doppio. Almeno dobbiamo dare la possibilità a chi ha voglia di impegnarsi e lavorare nel pubblico di poterlo fare. Ecco, faccio un'altra considerazione che ho già fatto in un altro gruppo, non so se è questo. Attualmente c'è il problema delle vaccinazioni.
Anch'io vado a vaccinare, sono in pensione e vado a vaccinare, ma io vedo che il 30% della forza lavoro sono medici e infermieri ospedalieri. Voglio dire, ma si rendono conto a livello regionale che se questo 30% ritorna a lavorare negli ospedali, che io spero che ripartano le sale operatorie e tutta la specialistica per poter abbattere le liste d'attesa, dove vanno a trovare la forza lavoro per vaccinare i prossimi mesi? Cioè, c'è anche questo problema. C'è anche questo problema. Ecco, avrei tante cose da dire, ma mi pare di aver parlato abbastanza. Grazie. Grazie Silvio. Ok, quindi diciamo la prospettiva dei sindaci anche verso la parte a valle o a monte, dipende da dove si vuole vedere, delle liste d'attesa, e poi una provocazione a livello nazionale. Su questo penso che siano 15 anni che ne parli, e quindi su questo bisogna dire che ne hai parlato prima di altri che poi, come dire, di fronte alle evidenze abbiamo tutti iniziato. Ma se posso, Claudio? Sì, però raccoglierei tutte le domande, Sì, Anna Maria, se ok. sei d'accordo. Quindi una Sì, ve l'ho sì. letta, questa l'ha fatta, ci sono altre 2 mani alzate, quindi a Ariele Baraldo e poi Franco Toniolo, e poi facciamo il primo giro di risposte. Prego Ariele. Sì, buonasera. La mia è una domanda prettamente politica, ossia, questa serata qui di formazione, molto bella e interessante, però, come diceva l'Anna Maria, se in un territorio più o meno vasto c'è solamente un sindaco, o magari comunque una persona che ha la voglia, la volontà, la pazienza e anche il coraggio di fare queste battaglie, se non ci fosse questa persona, perché cioè, chi è alla fine che la farebbe primo? E cioè, le conoscenze, appunto, io penso anche a tanti nostri amministratori del partito, cioè, per quanta buona volontà abbiano, bisogna comunque ringraziarli per il lavoro che fanno, però secondo me, anche a livello proprio dei nostri sindaci, secondo me molte di queste cose non lo sanno, perché penso ad un territorio come può essere ad esempio la Saccistica, dove c'è un comune grande che può essere guidato bene o male da un sindaco anche personalmente magari più formato, perché il partito in quel paese lì è più forte come circolo, come esperienza e quant'altro, e può riuscire a permettersi di mettere in campo alle elezioni una persona più competente rispetto ad un altro comune. Ecco, se in un territorio del genere ad una tornata elettorale quel sindaco non c'è, o meglio, quel sindaco viene vinto ma da degli avversari, c'è magari altri comuni dove ci sono magari delle liste civiche del nostro ambito, ma dove la persona, per quanta buona volontà abbia, purtroppo non ha il coraggio di farlo, di fare queste battaglie, non solo dal punto di vista economico, ma magari quelle dal punto di vista più morale, diciamo, più morale, cioè non si può riuscire anche come partito, come stiamo facendo stasera, imporre delle sedute di formazione come quella di stasera ai nostri sindaci, perché secondo me, cioè, sarebbe molto utile quello che stiamo facendo adesso, ma adesso io non so esattamente quanti effettivamente siano gli amministratori presenti stasera, ma cioè, per questo la mia è una domanda prettamente politica. Cosa può fare il militante, il partito, l'organizzazione regionale, cioè qualsiasi livello, per fare in modo che questi organismi vengano valorizzati, ci siano le competenze e si riesca finalmente anche magari nell'ambito del civismo, perché si parla tanto di alleanze aperte e quant'altro, che anche all'interno delle civiche ci siano magari anche le persone che non hanno la testa del partito competenti e che possano assieme al partito portare avanti queste battaglie. Grazie. Grazie a te.
direi che accogliamo la tua domanda, la tua, insomma, in parte è una provocazione, la rigiro in particolare al segretario, la parte del perché non possiamo obbligare, ma ci hai dato anche altri stimoli interessanti. Già il fatto che, come dire, tu stia partecipando e sicuramente la tua età comincia per 2 o addirittura per 1, e quindi sei nelle generazioni future, tu sicuramente quando sarai amministratore avrai già questo bagaglio, quindi è già un successo solo il fatto di aver coinvolto un giovane, e ce ne sono altri, insomma, che ci stanno ascoltando. Ho visto entrare anche altri giovani del nostro partito o simpatizzanti. Franco Toniolo. Sì, l'ottimo Ubaldo ha fatto vedere quante cose possono e debbano fare la conferenza dei sindaci, l'esecutivo della conferenza dei sindaci, il comitato dei sindaci di distretto. Io intervengo solo su un punto, riprendendo e sottolineando quanto ha detto Alessandro, e poi mi pare ripreso anche da Gabriele Petrolito. Se, come diceva Ubaldo giustamente, non abbiamo avuto tutto questo protagonismo, togliamo ovviamente gli aspetti politici, tipo non disturbare il manovratore da parte dei sindaci affini alla regione, eccetera, ma la questione di come si riesce a dare un po' di diciamo forza per esprimere pareri, proposte e quant'altro, e dobbiamo porcela. Alessandro ha detto l'organo, io non so se il termine sia più adatto, pensiamoci, ufficio di staff, non mi interessa, ma normativamente, quindi la mia proposta è solo una a questo punto, da raccogliere a livello regionale, se siamo tutti d'accordo, inserirla nella prossima normativa, perché sia possibile quanto ha detto Alessandro. Cioè, perché se no è come se ci fosse in un comune la giunta con il sindaco e non c'è l'apparato. Sulla base degli indirizzi politici, ovviamente, chi è che poi stende pareri, delibere e quant'altro? Allora, premesso che naturalmente questo ufficio di staff, questo organo, chiamiamolo come vogliamo, deve avere tutte le informazioni dall'azienda sanitaria, quindi tutto l'accesso agli atti in maniera molto più veloce e completa di quanto oggi avviene nei confronti della regione, però questo punto lo dobbiamo porre, lo dobbiamo assolutamente porre. Perché se no, appunto, poi non disturbare il manovatore da un lato, ma tanto se esprimiamo parere non serve a niente, ma anche c'è, secondo me, una oggettiva difficoltà. Naturalmente, come sempre ha detto Alessandro, qua finisco, deve essere una struttura che non dipende dall'azienda sanitaria, ma dalla conferenza di sindaci, dall'esecutivo. Approfondiamo. E poi volevo sottolineare solo questo punto. Grazie. Grazie a te Franco, sempre molto preciso, e quindi grazie anche a te. Raccoglierei l'ultima domanda per poi fare il giro, perché sono quasi le 11, per cui raccoglierei l'ultima domanda e poi vi faccio fare un giro. Vi siete segnati un po' le varie domande, spero. Ha alzato la mano Francesco Sacco, medico nonché assessore al sanità e sociale del comune di Mirano. Prego Francesco. Sì, di Mira per esattezza. Di Mira e Mirano, perché io della provincia di Treviso, cosa vuoi? Mirano per me sono parenti stretti, quindi prima ho detto Petrolito di Mira e sei di Mirano, e tu sei di Mira. Comunque, molto brevemente, ecco, Ubaldo in maniera molto precisa ci ha, come dire, dedotto su quelli che sono i compiti dei sindaci, ecco, e sono tantissimi, su questo dobbiamo prendere atto. Ahimè, non c'è la consapevolezza, per esperienza, posso dire, da parte dei sindaci di tutti questi compiti che hanno, non c'è la consapevolezza. Oltre a questo, credo che non è per dire, ma purtroppo anche la preparazione, la competenza tante volte non c'è.
E allora, delle piccole osservazioni. Perché fare l'assessorato al sociale? Io credo che bisogna fare un assessorato sociosanitario, e già questo è uno. Secondo, per quanto riguarda la partecipazione ai comitati dei sindaci, almeno territoriali, io credo che sia fondamentale la presenza dell'assessore al sociosanitario. E in quanto tale credo che il sindaco ha tanti compiti, ma come c'è l'assessorato per dire al bilancio, e quindi c'è l'assessorato al bilancio che si incarica di portare a termine il bilancio, oppure raccolta differenziata, si interessa di... Così io credo che per quanto riguarda il sociosanitario dovrebbe essere, come dire, l'assessorato, o meglio il sindaco, che deve incaricare l'assessore perché partecipi direttamente in prima persona e perché si interessi in prima persona, o meglio si aggiorni, o meglio apprenda, impari, eccetera, e porti a casa dei contenuti. Ecco, questo è il primo, perché il sindaco purtroppo tantissime altre cose ha da fare e tante volte purtroppo si pensa che queste problematiche di carattere sanitario spettano alla regione, erroneamente. Ecco. Un'altra cosa, quello che succede nel Consiglio regionale, io credo che succede, anzi deve succedere anche nei comitati dei sindaci, perché ahimè, quando parliamo di sindaci, parliamo anche di forze politiche. E quindi in tale forze politiche io credo che ci debbano essere dei pareri, come dire, diversi, come succede in Consiglio regionale. Bene, come si spiega che i direttori generali tante volte hanno un parere massimo 20%, come si diceva prima, e tutti i sindaci sono d'accordo? Vuol dire che o non hanno compreso veramente la materia o che tutto va benissimo, ma questo a noi non ci risulta. Quindi io pregherei almeno i sindaci del nostro centro-sinistra di fare, come dire, in un certo senso squadra, come si fa a livello regionale, e di portare avanti certe tematiche. Perché? Perché nell'ambito del comitato dei sindaci, tanti sindaci che sono del centrodestra ovviamente sono portati a rispondere al governo regionale. Quindi mi aspetterei da parte dei sindaci del centro-sinistra, che fanno parte dei comitati dei sindaci, maggiore più presenza, maggiore più, come dire, richieste. Ecco. Forse questi piccoli consigli potrebbero essere importanti, perché il tema espresso prima del piano di zona è fondamentale, e quindi credo che come dire, in certe aziende in cui si sente maggiormente bisogno di questo, credo che la voce dei sindaci non deve essere univoca, perché poi subentra una certa sudditanza nei confronti della direzione, ma deve essere un po' più presente, e gli assessori in quanto tali essere maggiormente presenti. Insomma, il sindaco dovrebbe, come dire, considerare questo. Grazie. Grazie mille Francesco del tuo punto di vista, ovviamente di amministratore che tutti i giorni lavora su questi ambiti, e quindi grazie. Allora prego, a voi aveva per prima chiesto di rispondere sui primi stimoli Anna Maria, se vuoi riprendere tu facciamo il senso inverso, quindi Anna Maria, Alessandro e Ubaldo. E se non ci sono altre domande poi ci salutiamo, quindi buone risposte. Guarda, io intervengo esclusivamente, poi lascio la risposta agli altri colleghi per quanto riguarda le liste d'attesa. E se non sbaglio Tessari è intervenuto su questo, che condivido pienamente. La lista d'attesa l'ho fatta come esempio perché? Perché da una parte è uno dei criteri appunto per valutare il direttore generale, dall'altra non è competenza sicuramente della conferenza dei sindaci, il comitato quantomeno del sindaco, però è una delle segnalazioni che dal territorio possono arrivare. Nel momento in cui la regione dice a livello regionale che il 95% delle liste d'attesa, delle domande di visite sono state fatte, e quindi rimane una pochissima percentuale per visite non evase nei termini prescritti dal medico di base, vuol dire che insomma qualcosa non va.
Quindi ecco, questa può essere, era una segnalazione che chiedevo ai sindaci, perché però altro si potrebbe dire altrimenti. Sicuramente, ad esempio, la competenza è nei servizi sociali, parliamo della scuola materna, dell'asilo nido, abbiamo fatto una legge regionale, che è la 20 del 2020, dove la regione si impegna a finanziare le scuole materne e asili nido in modo tale che questi diventino gratuiti. Finanziamento 10 milioni di euro per tutto il Veneto. Per cui ecco, da una parte abbiamo la legge regionale, dall'altra la difficoltà invece economica, perché la regione investe poco, il comune non ha risorse se non quelle proprie da integrare, che sono quelle delle tasse. Per cui effettivamente erano queste difficoltà che volevo far evidenziare, e che la regione ovviamente, se ha un territorio fatto da sindaci che segnalano in continuazione, sicuramente insomma potrebbe essere magari più forte la battaglia che poi si fa per la modifica. Ecco, grazie. Grazie mille Alessandro, alcune cose... Beh, allora innanzitutto mi fa piacere che Franco, visto che viene da Franco Toniolo, e quindi devo dire che la cosa mi rende particolarmente orgoglioso, che certifichi, lui ha fatto molto meglio di quanto fossi riuscito io, cioè che veramente io penso, dopo l'esperienza che ho acquisito in questi anni, che serva uno staff terzo dedicato alle funzioni del territorio, agli amministratori, perché loro abbiano qualcuno che possa dare le informazioni che servono per decidere e che non siano filtrate dall'organo strumentale della regione. Adesso l'ho ridetto, lui l'ha detto molto meglio di me, ma ci credo, cioè è proprio una cosa a cui credo profondamente, perché quello è uno snodo fondamentale, naturalmente unito alla competenza da parte di chi esercita i ruoli, per incidere fortemente. Io già anche stasera ho raccolto alcune sollecitazioni che vanno messe in campo, perché se prima io mi sono dedicato a dirvi quanto sia importante l'approvazione del bilancio di previsione sociosanitario, che è tutto dentro le tematiche che attengono ai sindaci, agli assessori, agli amministratori locali, altrettanto devo dire che gli va fatto il segno rosso 3 volte sotto al parere, che sarà solo un parere, ma è pur sempre vedere i numeri, e quindi se uno sa entrare dentro i numeri, magari non il primo anno, ma un po' il primo, poi il secondo, poi il terzo, cioè ci entra dentro profondamente anche sul bilancio sanitario, vuol dire incidere o perlomeno che mi porto a casa e su cui bisogna lavorare intensamente. Sulla sottolineatura fatta dall'amico della Saccisica, se ho inteso, perché faceva riferimenti anche al sindaco di Piove, tra l'altro bravissimo, che è in esecutivo del comitato con me. Noi abbiamo una situazione particolare perché siamo in 5 nell'esecutivo del comitato della ex 16 e 3 sono di centro-sinistra, siamo un unicum regionale, avendo Padova, come dire, che ci dà questa possibilità. Lui sottopone un tema vero, cioè che però stasera mi porta anche a vedere il mezzo bicchiere pieno. Ossia, è vero che su tanti temi noi come partito regionale, provinciale, locale, non sempre riusciamo a fare filiera con i nostri amministratori, un po' per farli crescere, un po' per farci forza, un po' per traghettare i nuovi temi, per porli all'opinione pubblica. In ambito sociosanitario, di questo va dato atto a Claudio Beltramello, a Cristiano Samueli, a Margherita Miotto, a Franco Toniolo, Ubaldo Scardellato e via discorrendo, perché adesso naturalmente dicendo i nomi e i cognomi mi sto dimenticando di altri, e quindi è un grave vulnus, me ne rendo conto, Petrolito e via discorrendo, ecco, e non me ne abbiano chi ho dimenticato, ma si è fatto in questo anno e mezzo, io penso di poterlo dire per una volta anche con un briciolo di orgoglio, non per me,
ma per quello che è stato fatto un gran lavoro, un grande lavoro. L'ambito sociosanitario è per antonomasia un tema nostro di centrosinistra. Noi dobbiamo presidiarlo talmente bene da fare, come dire, da trovare negli interstizi di ogni legge o leggina proposta il di più, perché lo proponiamo, perché sappiamo di cosa parliamo. Quindi tu sei giovane, mi riferisco al ragazzo che è intervenuto perché è un ragazzo giovane, bene che lui partecipi alla serata, divulghi, e mi ero ripromesso, lo rivendico anche qui pubblicamente, che per gli amministratori che si approcceranno anche se dentro liste civiche ma di centro-sinistra, una serata come questa fra qualche mese va fatta a chi si candida alle comunali, va fatta la prima parte naturalmente. Lo sproloquio di Bisato può anche non servire, ma l'intervento di Ubaldo Scardellato è come partecipare a una serata in cui ti spiegano cos'è il consiglio comunale, la giunta e il sindaco e che competenze hanno. È fondamentale che tu sia in maggioranza o in minoranza, altrimenti, ripeto, anche quando stai parlando dell'associazione di volontariato o del privato sociale che ha un'attività accreditata con l'ULSS, rischi di prendere fischi per fiaschi. Se invece sai l'argomento bene, metti all'angolo un sindaco che va solo e miseramente ad approvare un bilancio sociosanitario e non sa un H di quello che succede poi nei rapporti tra il territorio e l'ULSS stessa. Quindi mi rendo conto che ci ho girato attorno, non vi ho dato chissà quali risposte, ma penso di poter dire che se in ogni argomento della vita pubblica noi riuscissimo ad avere un gruppo di lavoro come questo del sociosanitario, che ha bisogno di tempo, non è che una realtà politica la costruisci in termini di contenuti in 3 volte o in 3 minuti. Ci vogliono anni. Bisogna avere la pazienza di qualcuno che sarà giudicato come non aver fatto nulla, ma magari ha cercato di fare. E però se tutti avessimo sta capacità qua, costruiremo filiere in tutti gli argomenti della vita pubblica, ripeto. Quindi partiamo da qua che c'è un bicchiere mezzo pieno ed estendiamolo mettendo altri bicchieri sopra il tavolo in modo da riempirli sempre di più di contenuti e di una sensibilità che in giro per il Veneto c'è. Noi naturalmente siamo di minoranza quasi dappertutto, ma questo non significa che non possiamo incidere sugli argomenti che stanno a cuore ai nostri cittadini, e proprio perché capiranno che abbiamo in mano gli argomenti, la volta dopo potrebbero anche decidere di votarci. Grazie Alessandro, anche degli apprezzamenti del lavoro di tutto il gruppo. Hai nominato alcune persone, ce ne sono altre, lo stesso Francesco, ma insomma adesso siamo, diciamo, una ventina di persone, per cui qualcuno riesce a dedicare più tempo, qualcuno meno. Il gruppo è sempre aperto alle nuove contaminazioni e ti ringrazio molto. E sicuramente tutti noi ci abbiamo messo molto cuore, molta testa, proprio perché riteniamo che questi argomenti siano quelli che davvero possono fare la differenza per la vita delle persone, e quindi la salute, i problemi sociali, tutti i problemi sociali innumerevoli purtroppo fanno veramente la differenza in una società che si occupa di non lasciare indietro chi ha avuto una sfortuna acuta o più duratura nella sua esistenza. Quindi ci crediamo molto e ci stiamo lavorando, e quindi il controringraziamento è che sicuramente la segreteria, te ma anche tutti i membri della segreteria, siete sempre stati una sponda che ci ha stimolato, favorito, ascoltato e così via. Detto questo, Ubaldo, prego. Quindi però non hai risposto, Alessandro, perché non abbiamo obbligato i sindaci a essere tutti presenti. E ti aveva fatto questa provocazione, ci aveva fatto questa provocazione. Allora rispondo io. Ha ragione. No, è difficile, diciamo che cerchiamo di essere capillari, di stimolare, speriamo che di incontro in incontro si sparga un po' la voce, per cui magari i prossimi temi saranno
il prossimo sulla psichiatria, poi il disagio i problemi psichiatrici, psicologici, il disagio dei minori, la disabilità, gli anziani. Poi su ciascun argomento magari speriamo che qualche sindaco, qualche amministratore che è interessato, amministratore insomma, assessore interessato, però insomma contiamo anche sugli amministratori futuri, non solo sui presenti. Quindi bene, Ubaldo, vai, concludi, così poi non parlo neanche più e ci salutiamo direttamente. Quindi do già la parola a Ubaldo e l'arrivederci a tutti voi, e chiedendovi di passare parola e di coinvolgere il più possibile simpatizzanti appunto anche delle liste civiche. Il prossimo appuntamento il 26 di maggio, presa in carico delle persone con disagio psichico. Avremo Gerardo Favaretto, Elisa Martini e la nostra Anna Maria Bigon. Quindi vi prego di aiutarci a condividere questa iniziativa. Prego Ubaldo. E poi... Sì, rapidissimo. Allora, abbiamo cominciato un percorso e non c'è niente di peggio di cominciare e non continuare. E allora, con la pazienza e la costanza di chi ci crede, noi credo che questo percorso di conoscenza, di diffusione delle conoscenze e la speranza che vengano acquisite, credo che sia importante. Voglio dirvi, non credo, visto come si è un po' deteriorato il sistema in questi anni, di questa delega passiva. Sarebbe molto diverso se fossimo noi al governo del Veneto. Io sono un po' preoccupato, seriamente preoccupato, che abbiamo un sistema ottimo e lo stiamo interpretando male. Allora, lo strumento tecnico che giustamente si chiede a supporto, in particolare della conferenza, ma credo dell'esecutivo, io l'ho fatto per 10 anni come direttore sociale a Milano Dolo, perché credo che sia nel sistema il fatto di non pensare che siamo due entità distinte, ma siamo due mondi che lavorano insieme. Siccome so che questa è stata un'esperienza più unica che rara, però credo che creare un organismo tecnico che possa essere espressione anche dei comuni, perché quando io ho insistito che i responsabili di tavoli di zona fossero assessori e assistenti sociali dei comuni, avevo questo in testa, e cioè anche i comuni hanno i tecnici, perché non sono mica solo tecnici quelli che hanno l'etichetta dell'ULSS. Allora dico che se questo deve essere un passaggio, facciamolo. Credo che valga la pena di recuperare queste persone all'interno dell'azienda ULSS e all'esterno per creare un organismo tecnico a supporto dell'esecutivo. Però, e finisco, non è pensabile che questo sostituisca le conoscenze a chi ha un ruolo politico, perché i tecnici sono i tecnici, i politici sono politici, ma le due cose separate e non in qualche modo dialoganti fra di loro, credo che sia una sconfitta. Per cui continuiamo questo percorso, credo che tutti noi del gruppo siamo disponibili a fare anche qualche giretto per il Veneto, se ci viene richiesto, per dare questo contributo. Vi ho dato il link dell'Associazione di Promozione Sociale Verso, in cui trovate alcune documentazioni. Le slide che vi ho fatto vedere sono a disposizione e credo che un po' alla volta potremmo fare un po' di strada insieme. E mi complimento anch'io con Ariele, l'ho sentito l'altra volta, l'ho sentito oggi, è giovane ma mi pare che abbia una mente brillante, molto bene, mi fa piacere. Signori? Ariele, porta altri giovani allora prossima... E anche qualche bella ragazza, se è possibile, che ci fa piacere. Giovani stiamo cercando di portarli, sì, però è dura, molto dura. Va bene, però dai, la prossima volta si parla di un problema che, come dire, è molto sentito, se ne è parlato molto anche
in relazione al Covid, il disagio psichico, quindi magari c'è, stasera era veramente molto tecnica. La prossima volta, come dire, ci si collega a un argomento dove magari c'è un amico o un parente, ne ha sentito parlare, quindi magari è più invogliato a partecipare. Quindi grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo mercoledì prossimo, stessa ora. Buonanotte. Ciao. Buonanotte a tutti, Arrivederci. grazie ancora. Ciao a tutti. Notte a tutti. Grazie.